Diamo prima qualche aggiornamento, quindi qualche dato, qualche numero. Francesco, che cosa è accaduto in questa settimana? E poi ascolteremo anche il parere del vice sindaco. Beh, Fabrizio, è accaduto che i dati di raccolta continuano a migliorare. Naturalmente facciamo un focus sui 2 quartieri, 2/3 quartieri dove siamo partiti ex novo, quindi Tamburi, Lido Azzurro e Paolo VI. Sì. I dati di raccolta sono davvero confortanti perché aumentano in generale le tonnellate raccolte rispetto anche alla settimana scorsa, il che significa che stiamo coprendo uniformemente i quartieri anche con la distribuzione di quei contenitori che magari erano saltati, vuoi per l'assenza dell'utenza, vuoi anche perché ci sono delle parecchie utenze non domestiche, immagino delle aziende, che è difficile anche da raggiungere. Quindi abbiamo coperto il territorio, stiamo raccogliendo molti rifiuti e la cosa più importante è che la percentuale di rifiuti differenziati è molto alta, stiamo sfiorando quasi il 70%, che è un dato eccezionale, è un dato confortante, è un dato, una base di partenza importante sulla quale dobbiamo continuare a lavorare. In base a questi dati, Assessore Castronovi, si aspettava questo boom iniziale? Ovvio che dopo questi risultati positivi forse la sfida più grande è avere la continuità adesso di queste percentuali. Sì, infatti noi questi dati non ce li aspettavamo, l'abbiamo già detto anche l'altra volta, è stato molto lusinghiero l'avvio di questo sistema di raccolta differenziata e soprattutto non ce li aspettavamo da quartieri periferici come Paolo VI e Tamburi, perché nell'immaginario collettivo pensavamo che invece fossero i quartieri più ostici ad avere questo ricambio, certo, questo cambio diciamo di impostazione. Invece sono i 2 quartieri che ci stanno dando i maggiori risultati, a cui ovviamente vanno i nostri complimenti come amministratori ai nostri concittadini, perché veramente stanno dimostrando di avere un passo in più rispetto al cambio culturale che ci aspettavamo. E invece devo dire, mi devi lasciare questa possibilità, certo, che quartieri che sono più abituati come San Vito Lama Talzano, soprattutto nella frazione di Lama, stanno un po' segnando il passo. Come diceva Francesco prima, il fatto di fare la raccolta differenziata porta a porta ci dà anche la possibilità di verificare i quantitativi, certo, di tutte le frazioni che andiamo a raccogliere, e stiamo notando che nella zona di Lama c'è un aumento dell'indifferenziato. Significa che i cittadini non stanno facendo in maniera diligente la raccolta, per cui tendono a buttare tutto nell'indifferenziato. E questo dovuto a che cosa, vice sindaco? Allora, bisogna anche dire che ci sono stati dei disservizi nel passato, per cui molti cittadini si sono disinnamorati della raccolta differenziata, okay, cosa che ovviamente a cui abbiamo dato ovviamente un cambio di passo in questa seconda fase di, diciamo, riavvio della raccolta differenziata, per cui anche loro possono già verificare che le cose stanno andando meglio anche in quella zona. Credo che sia la cosa più eclatante, insomma la cosa più importante è questo, che magari dopo tanti anni che la fanno, perché bisogna dire San Vito Lama Talzano la fa da quasi 5 anni, infatti, certo, e bisogna anche dire che in questi 5 anni, non essendo partita anche in altri quartieri, il vantaggio più immediato per il cittadino, che è quello economico, non lo hanno potuto riscontrare direttamente, certo, per cui si sono un po' disinnamorati della questione. Oppure il semplice perché noi sì e gli altri no. Perfetto, quindi utilizzando un termine colloquiale. Ma infatti noi utilizziamo anche il vostro canale per poter informare i cittadini di questa problematica e cercare insieme a loro di trovare la soluzione. È un sistema ovviamente che va digerito, consentilo, certo, ma soprattutto il principio che deve passare è quello che non ci stanchiamo mai di dire: il rifiuto deve diventare una risorsa. Se il rifiuto non diventa una risorsa, è come se andassimo a prendere la spazzatura da casa di ciascuno di noi senza averne un beneficio. Il beneficio, certo, della collettività è che quel rifiuto può essere riutilizzato in qualche modo, se differenziato correttamente. E poi ovviamente questa è anche una maniera, Francesco, per dare un volto diverso, nel senso che i vecchi contenitori, i vecchi cassonetti, perché così li chiamano, i cassonetti stracolmi, non ci saranno più in città, è così? Esatto, Fabrizio, lo potete riscontrare anche arrivando qui stamattina. Ho visto vicino Radio Cittadella c'erano dei cassonetti che venivano bersagliati dagli abbandoni abusivi. Sì. Da quando non ci sono più i cassonetti,
non c'è più abbandono abusivo e noi non siamo nemmeno più costretti a venire a raccogliere con quel famigerato mezzo, il ragno, con il ragno per rimuovere spesso una quantità di rifiuti enorme alla quale si aggiungono anche gli ingombranti. Quindi il beneficio della rimozione dei contenitori è immediato, perché non invoglia la presenza gli incivili ad abbandonare altri rifiuti e questo lo riscontriamo nei quartieri che sono stati interessati dalla raccolta porta a porta. È un vantaggio immediato e soprattutto non attirano i rifiuti che arrivano anche da fuori Taranto, perché questi quartieri periferici erano delle sorte di barriere dove venivano riversati tutti i rifiuti provenienti dai comuni del circondario, dove la raccolta porta a porta è attiva già da diverso tempo. Assolutamente.